Sinceramente penso che è stata una partita bella, tutte e due le squadre si sono affrontate per cercare di vincerla ed è uscito fuori un pareggio secondo me giusto, perché il primo tempo abbiamo avuto l'occasione del rigore noi, il secondo tempo hanno avuto loro due palle gol con testa, quindi fondamentalmente penso che il pareggio è giustissimo e quindi penso che va bene così. Ripeto, in base a come è stata la partita va bene così. L'Accademia mi è piaciuta, soprattutto il secondo tempo, ha fatto bene e quindi penso che il pareggio, ripeto, sia giustissimo. Sicuramente se facevi gol sul rigore ovviamente poteva cambiare le sorti della partita, però non è detto, perché comunque magari poi trovavano il pareggio perché ci credevano di più. Ovviamente se fai gol sul rigore loro si devono aprire, devono cercare di recuperare la partita e magari in ripartenza gli puoi fare male, però va bene così, i rigori si sbagliano, si fa gol, col Vittoria il ragazzo ha fatto gol e ci ha dato la qualificazione. Oggi ha sbagliato, va bene così, ci sta, dai. Messina si sta impegnando, ovviamente è un valore aggiunto alla nostra squadra, è uno che ha molta qualità, si è ambientato subito perché comunque conosce i ragazzi e quindi va bene. Per noi era importante averlo in squadra e ci siamo riusciti e siamo contenti. La partita a mio avviso pareggio giustissimo, il primo tempo abbiamo un po' più fatto qualcosa in più noi, il secondo tempo loro hanno avuto qualche occasione, una bella partita, un vero derby, l'unico rammarico è che magari il secondo tempo noi non abbiamo usato come siamo abituati a fare, però ci sta nel derby, anche loro erano pericolosi quando partivano in contropiede, quindi il risultato secondo me è giustissimo, pensiamo a domenica che c'è da lavorare e da cercare di vincere un campionato. E questa è una cosa che io ho detto ai miei compagni all'inizio prima della partita, bisogna comunque cercare di vincere ora queste partite proprio per riuscire a prendere qualche punto che ormai sappiamo tutti che il giorno del ritorno fanno la differenza, quei 5-6 punti in più dalla seconda ti possono permettere di fare un altro campionato.